Da San Donà di Piave alla città dell'Emene, questa volta con il sindaco Antonio Bertoncello, che in risposta alla stessa presidente della provincia nonché sindaco di San Donà di Piave, quando la stessa aveva ribadito che la città di Portogruaro non sta crescendo come San Donà, il Bertoncello replica: la Zacariotto è caduta su una buccia di banana. Sentite che cosa ci ha detto in questa intervista esclusiva. Con il sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello. Signor sindaco, la presidente della provincia Zacariotto, nella veste anche di sindaco di San Donà di Piave, dice: noi stiamo viaggiando velocemente, abbiamo in pochi anni raggiunto oltre 40.000 abitanti, Portogruaro è ferma a causa del sindaco Bertoncello. Credo che la dottoressa Zacariotto, sindaco di San Donà e presidente della provincia, abbia fatto in questa occasione un grande scivolone e sia anche uscito dagli schemi. Io non mi sono mai permesso nella mia esperienza politica di giudicare i colleghi. Io posso criticarli sulla impostazione politica, sulle scelte politiche, ma mai mi sarei permesso di giudicare un collega così come ha fatto lei. Evidentemente lei, dicono che io sono nervoso, evidentemente è lei nervosa perché si è accorta che non si può fare contemporaneamente il presidente della provincia e il sindaco di San Donà, perché inevitabilmente gli altri 43 comuni non possono essere visti alla stessa maniera, e io credo che un altro scivolone l'ha fatto quando ha parlato della fermata della TAV a San Donà, e io credo che continui un'azione politica che è mirata alla scadenza del 13 del prossimo anno. Quindi, siccome non potrà più candidarsi al comune di San Donà, non potrà più, credo, candidarsi alla provincia di Venezia, stia cercando di traghettare la sua attività politica nei luoghi lontani da questo territorio che lei dice di voler bene, ma forse sta pensando a Roma.